Ricorderai quella sera che parlavi con lei, quando la notte si fa nera e tu non sai più chi sei. Gli orrori sul viso, sulle strade delle lacrime, due ombre scure giocano a ricorrere anime. Ci lasciamo così, promettendo verità, ma io dissi resto qui, perché ho scordato una realtà. Se troppo vegli hai paura di sognare, se troppo dormi hai timore di imparare, giù da me. Da me, giù 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 da me. Un finale, Grazie. un finale degno della migliore musica italiana. E comunque bentornati qua un'altra volta a Rocca, il nostro speciale qua al Cinghiale live, un altro appuntamento con la musica registrata dal vivo, programma registrato dal vivo, conduttore dal vivo e anche regista dal vivo, perché oggi ha il microfono. Ciao. E ha dato voce alla regia, quindi oggi Tore, che mi accompagna ogni volta in queste avventure dalla lezione della musica live, ha voce e si esprimerà. Ma si esprimeranno soprattutto anche gli ospiti musicali di questa nostra puntata, che sono i Malacustica. Applausone per i Malacustica e per la mia mano che è appena partita. Mi sono Grazie, appena rotto buonasera un a tutti. tendine. Grazie. Perfetto, grazie. Oh, Malacustica, allora ragazzi, benvenuti qua a Rocca, anzi bentornati qua a Rocca, benvenuti qua al Cinghiale. Grazie. Presentiamoci, presentatevi, prego. Federico, chitarra chitarra. e cori. Massimiliano Murtas alla voce e basta. Un bel duo, un power duo, ci sta proprio bene, quindi due, non più di due, ma con esperienze musicali anche diverse, perché anche voi avete i vostri progetti. Comunque, intanto ricordo l'indirizzo della radio per chi non avesse avuto modo di ascoltare le altre puntate, ma sicuramente sì, che è comunque http://radioscoltolive.altrivista.org. Seguiteci H24 con il nostro nuovo sito di streaming, non smetteremo mai di tormentarvi. Ma l'acustica, allora ragazzi, noi siamo stati già insieme per un'intervista tanto tempo fa, vi abbiamo conosciuto, la vostra musica gira in radio, ma siamo qua un'altra volta e vogliamo un'altra volta sentire la vostra storia. Parla prima il cantante, perché giustamente il cantante è il frontman, ma anche la front story, quindi la front story del frontman. Come cominciò tutto ciò? Tutto ciò cominciò nel tutto ciò cominciò, bella questa. 2009, se non ricordo male, perché arriviamo dicono così, dalle ceneri di una rock band. Bruciasti questa... Esattamente. Qual era? Il rock band si chiamavano i Xinergia, mi viene anche male pronunciato. Sinergia. Xinergia, È un mito fra esatto. Xine e sinergia in pratica. Immaginati Serie TV. Esatto. il microfono, sinergia, così, putazzamenti vari, vabbè prego. Esattamente, quindi sciolta quella band, con Federico ci siamo ritrovati a suonicchiare nella cantina brani che già facevamo e ci è venuto in mente di tirare su questo progetto così acustico, di proporlo però in maniera molto semplice, la classica schittarata da spiaggia, no? Senza troppi arrangiamenti, troppe cose, ma proprio nuda e cruda, così Perché tu com'è. oggi hai grisato la chitarra e hai detto Sì, basta, non sì, ne voglio basta. toccare. Il regista si fa Vaffanculo sentire. Anche tu. se bello, molti bello. brani li ha scritti lui con la Bello. chitarra, quindi... Lui li scrive, poi tu li esegui, fai finta di niente, li metti con una cosa in più. Infatti prima stiamo parlando di accordi, vaneggi. Esatto. Questa è esattamente. regia, ragazzi, questa è regia, la regia che si fa sentire. Sono fiero di aver dato il microfono alla regia. Allora, bellissimo, così è più viva che mai. Oh, allora, caro cantante, dunque, Cantate, grazie per il calmo. ci mancherebbe altro, il lead Anche per il vocalist. cantante, No, il cantato, grazie per il cantato, cantante. Esatto. Oh, allora, Ok.
L'incontro quindi comunque sia è derivato anche dall'amicizia tra di voi perché vi conoscete da diversi anni. Dal 20 anni. 95 Sì, credo. sì. Dal Sì, 95? tempo. 95. 95, quindi una bella amicizia di lunga data direi. Non Lo c'è so che male. ce li portiamo bene. Gianni. Infatti ve lo volevo dire, ragazzi, la vita sana, ambientazione equilibrata, la musica che tiene giovani tutti quanti noi, Esatto. ma vorrei sentire anche la voce del chitarrista e corista. Fede. Allora, Federico, Dunque, siccome successo Massimiliano ha nella tua spiegato vita? come è nato il gruppo, volevo ricordare che all'inizio avevamo anche un bassista. ah sì? Sì, poi per varie vicissitudini è andato a lavorare fuori dall'Italia e siamo rimasti in due. Però il progetto Malacustica nacque voce, chitarra e basso. Ah, quindi Poi è nato un i brani hanno preso una piega un po' diversa e alcuni sono stati riarrangiati in questa nuova formazione, nuovo assetto. E poi abbiamo iniziato prima con le cover trio. Ok. di artisti stranieri e italiani e poi abbiamo cominciato a scrivere brani nostri in italiano, tutti rigorosamente in italiano. Ho capito, quindi Questa praticamente la vostra è stata, diciamo così, una storia che potremmo definire per certi versi molto simile ad altre band, quelle altre band. Tipo quindi- Neck, ma non avete ancora i soldi di Neck. Dovete decidere, Sì, Infatti, sì, vi molto, manca- molto simile. Esatto, molto simile. Vi manca un pochettino, diciamo così. Solo che non imitiamo Sting come Neck senza riuscirci tra Va l'altro. bene, non quindi- importa. Ragazzi, È voi un altro mantenete- pie di manica questo. mantenete la vostra impronta artistica, Ecco, non, nasce una rissa esatto, tra non Federico indossate e le Neck. scarpe di qualcun altro, non, No, non ne avete assolutamente. bisogno, assolutamente, ragazzi. Vi A vogliamo Federico così. piace il neck, non Sì. so se l'avete capito. Ah, sì? Ok. Allora Federico... Ne ho molta stima, quindi... Ne ho molta stima? Sì, sì. Ma stai scherzando o dici sul serio? No, come bassista e come cantante non... È discreto oggettivamente. Sì, no. Tutto il resto Però lo fa. Ron come bassista secondo me aveva più i controcazzi di Nex, devo essere sincero. Ma comunque parliamo Vabbè, di ok, voi. sì, Il vostro infatti, bassista sì, invece esatto. proprio i controcazzi se n'è andato via. Allora, Inutile. diciamo che è Sì, andato fuori, sì. fuori a lavorare, fuori da lavorare e fuori dalle scatole. È nato a lavorare in Inghilterra, che ti È devo stata dire, una quindi- scusa, Sì, però. È stata una scusa, ho capito. Vabbè, ha preso la palla al balzo. Basta, questi malacustica, malacustica. Però il nome malacustica, vogliamo spiegarlo per l'ennesima volta da dove deriva? Ecco, a te l'onere. Prego. Prego. Il nome malacustica deriva da un momento, possiamo definirlo di scazzo, così Appunto, proprio Il malacustica. esattamente, Oh. dove eravamo sia alla ricerca di un nome da dare all'epoca era Acustica. tricustica e No, ci ho quant'altro. preso, neanche a farla apposta. Sono saltate fuori parole tipo malattie acustiche perché avevamo iniziato a fare i soliti vaneggi, giri di sì. chitarra e quant'altro, se non che poi Federico, che in queste cose è molto Fantasioso. fantasioso, ha Mi deciso piacciono i giochi di parole, quindi... eh, di togliere parte della parola malattia, apostrofarla. Malacustica, praticamente. Malacustica. Beh, bellissima, bella idea. Un'improvvisazione così, un'intuizione che ha creato l'essenza. Suonava della- bene, poi alla suonava fine, bene, no? Anche perché Bobadi acustica è bruttino, da dialettale magari. È... Sì, sì, esattamente. Troppo lungo. Mallario Fa tutto. acustica. cose Però del sa di genere. Malagana, quindi comunque ci va. Naso acustica, poteva essere figo. Vabbè, lasciamo stare, perché il regista mi sta portando verso lidi misteriosi. Oh, allora, ragazzi, dunque, io vorrei fare anche due chiacchiere. Dimmi, prego. TJ, hai visto che cosa ti faccio? Tutta la Hai visto? creatività. cioè. Queste sono fiero di aver dato voce alla regia. Vai. Sempre stato e sempre sarò. Sì, però lasciatela a loro, fai parlare a loro. Adesso faccio una domanda per fare una domanda. Adesso arriverò a fare una domanda. Adesso faccio una domanda. Sto per fare una domanda. Allora, la domanda che L'aspettiamo. la produzione dei Malacustica. Allora, ragazzi, penso che voi siate in piena estasi creativa. Comunque avete un repertorio di pezzi vostri non indifferente. Li state arrangiando in modo da poterli produrre? Una CD, un demo, un EP, qualche cosa? Ci stiamo sicuramente lavorando. L'idea sarà sicuramente, ovviamente, quella dell'autoproduzione. Dico ovviamente, purtroppo. E sì, nel frattempo stiamo lavorando sui brani arrangiarli fino a un certo punto alla fine, perché non vogliamo che suonino troppo diversamente da quello che facciamo nei live alla fine. L'essenza è molto nuda e cruda, si può dire, i brani Sì, così come li sì. sentite. Esatto. Alla fine necessitano di pochi arrangiamenti, quindi... Cruda acustica, una Sì. cruda acustica e cruda acustica. Esatto. Ormai ci stiamo Basta lasciando alla cruda. grande. Hai creato un altro nome. Sì, Frizzi e Lazzi e Calambur. Oh ragazzi, allora, dunque, noi qua avremo l'occasione e il piacere. Sì? Calambur è bellina come citazione, ti fa anche un po' dotto. Conte, in un certo grazie. senso. Vedi, aspetta, tra le prese, dotto, basta. Allora, la pazzia mi sta portando via. La vostra produzione di pezzi oggi verrà in parte seguita in questa nostra piccola conversazione, durante questa nostra piccola conversazione. Allora, cosa vorreste proporci per questa prima parte della nostra chiacchierata? Che brano vorreste proporci? Come si chiama? Di cosa parla?
in che cosa è stato composto, da quante strofe è composto, autori, esecutori, maestro, dirige il maestro, vabbè, lasciamo stare. Dopo la terza domanda mi perdo. Non fa niente. Ok. Anzi, presenta il brano, vai tranquillo. Sono a vortici. Il primo brano che abbiamo eseguito innanzitutto si chiama Tarantango. Tarantango. È stato composto interamente da Federico. Non so se quello che vuoi- hai detto prima, peraltro. Cioè, che era composto Esatto. tutti lui, invece un bel Esatto. cazzo. Ma infatti non dovete proprio credergli. Ok. Mai. Quello che dico non è assolutamente vero. Bugia acustica. Sempre, sempre. sempre. Ecco. Esatto, non so se Federico vuole dire qualcosa a proposito del brano che abbiamo appena Dica, finito di sì, eseguire. infatti, descriva un po' il bel pezzo. Tarantango è sostanzialmente una variazione su un tema di tango con un testo abbastanza intimista, piuttosto malinconico, come molti dei brani. Poi alla fine, quindi- Allora, questa malinconia poi la descriveremo bene, la racconteremo bene più la seconda avanti, parte della perché chiacchierata. la ritroviamo in molti brani. Sì. comunque, Se posso dire la mia, quindi- sembra Dica. la classica situazione del tipo che non gli smolla la tipa. Ahia, questa qui sta proprio in brutta, tarantango. brutta cosa, quanti amori sono in L'amore sospeso, non quanti corrisposto. amori, sì, 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 Ti sì. sbagli, Vai, perché stupisci. quello è il tema della canzone Cioè, che faremo ora. Non ne potevi più Che ha praticamente. scritto lui, tra l'altro, Un quindi la cacao spiegherai disperato. tu. Qual è? Qual è? Sì, esatto, qual è? Guarda, già dal titolo ti sorprendo. Sentiamo, Chiamami. sì. Buccia. Ecco. Una canzone. Non la togli la buccia però se non te la smolla, eh. Sa che rimane tutta. Come, Dopo come questo- quando compri un CD c'è la buccia del CD e ti dico, vabbè, abbastanza. però vedi, una bella andremo a idea. fare- Nel andremo a CD fare- metti, no, ha ragione, metti nel CD, fai tipo la demo di buccia, metti La una buccia, tipa con la in buccia. bikini, però con la buccia d'arancia Con la buccia sopra e sopra, la che vi buccia, perché senza capisci che non freni. gliela togli manco per niente. Senza- Perfetto, andremo a fare questa canzone Però serissima aspetta, pensando a questa cazzata. Però, Adesso vabbè, non la vedo- buccia. Vai. Allora, prima di sbucciare il pezzo, Guarda, a te le copertine di Indie Warhol nei dischi di Velvet Underground proprio non ti fanno neanche un baffo. La famosa banana in copertina. Ma lo vabbè, sai no. quante ne ho comprate quelle copie? Ce l'ho in vinile, in CD, musicassetta. Io invece ho tutto a Fausto Papetti a casa, quindi no. Per altri motivi. Lascia fare. Papetti non anni partiva 80 bene come manetta, cognome. criminale, malandrino delle note. Senti un po', dunque, allora, buccia, allora, due parole su buccia, di cosa parla? Sta scritta a Massimiliano Sì. e tiene subito le responsabilità. Io ho un problema con le cose che scrivo, Sì. che lo capisco dopo. I Lascia tuoi libera pezzi- interpretazione, poi alla fine... Esatto. Vabbè, aspetta, stai guidando tipo, guarda. No, però a questo mio problema Sì. ne segue un altro. Quale? Quale? Che ogni volta gli do un'interpretazione diversa. Cioè pensavo di averla interessante. capita, adesso che la sto leggendo mi sembra diversa. Vabbè, come quelli che scrivono i libri, poi li mettono in un cassetto, poi vent'anni dopo vanno a rileggersi. Ma cosa a volevo seconda dire? del periodo della tua vita, probabilmente tu l'hai scritto in quel periodo e magari la pensavi in quel modo, e adesso magari sei maturato e quindi la pensi in modo diverso, forse per quello. Non lo so. Credo, forse sto azzardando O forse una spiegazione. semplicemente sei immaturo in un modo diverso. Bella Diversamente maturo. Questa è una cosa, è una riflessione che ha tutti quanti voi del pubblico, mentre lasciamo la parola alla musica di Malacustica con Buccia, tutta per voi da sbucciare. Guarda che come storia davvero brutta, tutta da sbucciare, Ti importa. non si può sentire. Seriamente. Ti muto. Dormi qui questa notte, domani poi te ne andrai. Lascia domani le tue parole, resta per favore. Non mi dire che niente, non mi dire che è troppo, non mi dire adesso no, non mi dire che niente, non mi dire che è troppo, non mi dire adesso no, non mi dire adesso no. Lascio le mie parole, rinascerò nel domani.
dormi qui questa notte. Domani se puoi resterai. Se vuoi lascia qui queste mani. Grazie. Sì, Grazie. Hai visto? Bomba. Anche il tuo. il microfono, grazie mille, sensuale, non c'è male, grazie mille. Vi ho Grazie, pensato per tutta la canzone. Grazie. Mi preoccupo così però. La Io verità. apprezzo anche Anche se, io. io apprezzo anche Va se bene. fuggirò celermente, apprezzo lo stesso perché stimo moltissimo questa composizione così sensuale, così intima. E questo dà un'idea della qualità del lavoro dei Malacustica. Ragazzi, adesso noi ci prendiamo la nostra pausa musicale con le selezioni musicali dell'ascolto live e poi torniamo a parlare con voi e a sentire la vostra musica. Quindi adesso pausa per bere, pausa per sbucciare la serata, citazione mia che mi costerà insulti da parte della regia che ha voce in capitolo. Allora, musica e poi torniamo con Rocal e Malacustica.
stai scetti gusto, teniamo già il culo in fusto, non ti devo suonare, sapevi fuori da grave, e a busti stedo tu canto, versi rimpianto, e a busti stedo tu canto, versi rimpianto, sa cosa acaba di aici, pranzetti masi lasciato, non posso manco pensare, sa scusa che si volgavo, so come on baby, go and let's back out, oh let me be baby, so non gani volgavo, oh morali non cintari, sogolango e bo, e coso su ricordo che tengo in conca io, so that it's false, from the is near, I give you a warning, from the is near. La candela è sul mio letto, la candela intorno a me, soffi tu tutto il giorno e poi luce più non c'è, luce vera come sera, ma la sera ha spento me. E nel buio fai la strega, se una strega ora c'è. Cerca nel sonno il mio ego urlando, cerca nei sogni il mio soffio amando, se per un soffio stai già dormendo, se nel mio letto mi soffia il vento, affondo le idee, le bolle son su, se piangi è uno sbadiglio, affondo le idee, le bolle son su, se piangi è uno sbadiglio. Alza il microfono, bentornati qua a Rockal speciale. Un applauso intanto per i Malacustica, ancora qua per favore, applaudite moltissimo. Grazie. Malacustica che sono tornati con noi qua e adesso lasciamo un'altra volta la parola alla musica, introduciamo questa seconda parte con un altro pezzo loro che ci presentano e che si intitola Amare verità. aspetta, amare, che sa, amare verità o amare Il verità? solito gioco di parole, non me li conosci, quindi dai. Quindi sono amare verità. Lo faccio apposta per farti un po' strippare. Sì, esatto. Ok, vabbè. Verità diversamente dolci. Dai Malacustica qua per noi. Prego ragazzi.
cambia forma, colore così, ormai risplende qua giù, nella gioia vive di più. Amare, verità, regali, d'umiltà, e dire novità, sincere, carità. Ognuno fa quello che può, prova ad essere lieto però, chi mente con se stesso berrà, da un calice piena a metà, beato sul trono del re, che ignora il ma e l'ide in sé. Amare, verità, regali, umiltà, predire, novità, sincere, carità. Amare, verità, verità, amare, 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 verità. Ma l'acustica, amare verità. Ma quanto Vi abbiamo sorpreso col Sì, finale. allora, questi tagli Finale a sorpresa. assassini ogni volta sui pezzi, avvisatemi almeno un po'. Ti lasciano senza parole. Mi lasciate senza spazio, nel silenzio più assoluto. Mi tagliate nel silenzio. Ok ragazzi, è questa la parte della nostra chiacchierata in cui si discute, mi va e viene, cioè il microfono viene assassinato dalla regia che ogni tanto mi vuole togliere la voce, mi vuole togliere spazio. Guarda, se no fischi, se no è proprio un casino. Fischio? Shhh, così no. Questa era, Casino, appunto, vedi, questa era proprio non tremenda. fischi pure. Questa era tremenda, la mia carriera di conduttore radiofonico sta andando verso il basso a picco. Va bene, ragazzi, cari malacustica, allora, lo stile musicale e la composizione dal vostro punto di vista, cosa è che vi ispira, cos'è che vi spinge a comporre, come componete, quando componete, note, impegni, agenda, tutto Gabri, quanto, sì, basta. dimmi. Sempre, Sì. sempre No, dopo voglio 3 continuare. domande mi perdo. Voglio- sempre. scusa, c'è la Una regola, alla volta, la una regola alla del volta. 3. Il O me li cantante c'è la regola scrivi, del 3. cioè. Bene. Ascolta, io faccio una cosa, fai parlare a me che facciamo meglio. Allora, tu hai detto prima che si compone lui, tu hai detto non crede a lui. A chi cazzo devo credere? Facciamo una cosa, bellina. No, ma lì è una cortina fumogena, noi praticamente cerchiamo di confondervi le idee, per non farvi è come il gioco delle 3 carte, non capirete più nulla alla fine, è quella la cosa che Ah, no, Sempre, Sempre sempre abbiamo questo, parlato- questo 3 che ricorre ossessivamente. Mentre lui dopo 3 che tiene la mano e si perde. Sì, 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 tre sì, cose, sì, la regola sì. del 3, il 3. Io mi sono perso nel Come frattempo. le che non tre, so- Visto, sì, visto. Ok. la regola Ah, del ok. 3. Oh, dicevamo. Vai, fai finta di parlare tu che fai finta di essere il cantante, vai. Ok, non mi ricordo più cosa mi hai chiesto. come nascono le composizioni. Esatto, no, intanto, ok. intanto, perdonatemi ragazzi, un passo indietro così. Sì. Allora, intanto artisti di riferimento, genere di riferimento. Ok, si capisce che comunque la musica italiana per voi è un genere di riferimento. Fondamentale. Qualcosa sui numi tutelari di Malacustica. Parlo io, parlo Fede. Quello che hai ascoltato Poi tu, mi è uscito, poi parlo alla io, parlo Fede. Parla il Quello- cantante, Parlo- parla il cantante. Esatto. Misto. Vai. Si Fede, confessi vai, il cantante. Io ho ascoltato Il musica. cantante o il chitarrista? Decido io. Dai, ci Dai, stiamo va, incasinando. va Il bene, chitarrista, ok. d'accordo. Meglio. È un tipo Io molto approvo. democratico, lascia lo spazio agli altri. Sì, Comunque sì, ho ascoltato democrazia. musica italiana, cantautori, artisti stranieri anni 60-70, quindi gruppi e anche solisti, in questi Ho capito. riferimenti culturali Qui ci sono e passi- musicali. Dai Beatles a Guccini, tipo. Ci sono passati sta, anche, ci sta, ci sono ci sta, passati sì. anche gli alunni del sole? Vai. Vero? No, quelli no, però peccato. ha accennato due artisti che mi piacciono molto. Ok, Franco primo e Franco quarto. No, Ah, peccato. ma neanche secondo e Ma terzo. è una eh. volta che li beccassi, porca Eh, miseria. vabbè. Ho scritto ottavo sulla SAT, ma non è quella comunque. Poi no. dipende dal mate della pelle. Ho scritto ottavo sulla scabbia. Questa mi, scappa poi. questa Sta mi, meglio, stai migliorando. questa mi frutterà un'altra. Sta migliorando i suoi calembur, tra l'altro. Accurata quindi- da parte della Ah, regia. cerca di che a voce spiccare. sono fiero dato voce alla regia. Grande la regia, grandissima. Stiamo sollevando.
parlando proprio. Magnifico. Adesso Allora, dovresti parlare tu, questo sì, giustamente. questo per quanto riguarda le vostre, diciamo così, No, prego. però- Fai Vediamo esprimere cosa. lui. Infatti, Prego. cantante, domanda stupida, mentre lui sta chiedendo le cose sui gruppi. Ascolta, ma voi, tu hai detto che hai lo scantinato per suonare con Fede, Sì. cazzi mazzi. Sì. Ma voi da dove lo siete tirati fuori sto cazzo di scantinato? Ma infatti l'ho sarà venduto suo. adesso. guarda. È tuo? L'hai Eh? rubato? No, non l'ho venduto adesso. Venduto. Non l'hai venduto? Cioè, hai venduto lo scantinato di casa tua. Certo. Ma l'hai venduto tipo roba del gruppo? Hai Dici, venduto questo anche- è proprio lo scantinato di No, Malacustica? no, l'ho venduto a insaputa di mio padre proprio. No, fammi capire. Adesso mi sono perso io. voi No, sta pazienza. ancora inseguendo il padre. Allora, dopo mettiamola così. Tu praticamente hai venduto lo scantinato di casa di tuo padre all'insaputo di tuo padre. Sì, adesso per la normativa si può accatastare anche la cantina. Scusate, non io so. sono questo. Allora è tutto regolare, ignoranto. sì, sì, sì. Cioè, ho fatto tutto regolare, non vorrei che adesso con la radio mi arriva alla fine. Ok. No, ti Cioè, ti preoccupare. sei fatto la spiaggia È da tutto in solo, famiglia, praticamente. tanto preoccupare. Complimenti, Ok. Tanto guarda, sì, una bella verifica salutare. Esattamente, Prego, agenzia sì, delle Trattato entrate. come ambulatorio sicuro, l'ha messo può categoria darsi. Oppure B1, salone di ambulatorio. parrucchiera Io faccio il meccanico, ma in realtà faccio anche il dentista. e la parrucchiera. Allora, Niente male. Come torniamo- quello della piccola bottega degli orrori. te lo Quindi- ricordi? Giusto, giusto, giusto. Influenza del cantante oltre a quelli criminali, Esatto. vai. Torniamo a torniamo a bomba. Scusate, prego. Si parlava di generi di ispirazione e artisti di ispirazione. Prego. Artisti di ispirazione e generi Sì. di ispirazione. Quindi Eh. sono due domande per cui me le ricordo. Io sono cresciuto ascoltando musica anni 60 italiana. Grazie. Mi riferisco a generi quali, o Vai. meglio, band, gruppi quali PFM, Alunni del Sole, e lì, anche se stai bevendo, te la faccio andare di Sì, sì, traverso, sì, queste perché cose ci sei così. rimasto male, ne sono Invece sicuro. no, l'IU si stendeva su di noi. Ok. Musica leggera italiana, il pop italiano, da Venditti a Dalla e simili, per poi passare a rock indipendente, sempre italiano, vedi band anni 90 al ritmo tribale, oggi Marlen Kunz o Kunz, che non ho mai capito la pronuncia, Marlen mi Kunz scuso, ok, proprio. Ti sei perfetto. fatto capire. After Kunz. Hours e quant'altro. Internazionali, i gruppi di riferimento sono quelli dell'hard rock blues, i mostri sacri, insomma. Certo. Fontana, le solite cose di Certo. parte. Sì, Certo. esatto, E esatto. CDC Non che amo sono magari i arrestati. generi troppo estremi, non li amo. Li ho ascoltati, li ascolto forse un po' più per cultura musicale Certo. che magari per Ti passione. fermi Black Sabbath in pratica, esagerando. C'è troppo Anche se non li amo troppo. Sì, però siamo lì, come confini, come limiti. Regia, ma il microfono ce l'hai alto? Perché sento il microfono un po'... Perché mi devo avvicinare. Ah, a ok, volte. non avevo Poi capito. parlo basso, sono Ah, ok. tranquillo. Scusa regia, non ci mancherebbe altro. Ragazzi, allora, due cose anche, diciamo così, sul processo compositivo. Chi di voi, diciamo così, cioè, esiste una specie di treno nella composizione della band o siete molto democratici, ognuno mette il suo? Nessuna regola, almeno per quanto mi Nessuna riguarda, neanche regola. per Massimiliano. Quindi magari lui può scrivere un testo con tanto di linea vocale, portarlo in sala. E lo smuti subito. Va, che schifo! No, Sì, vabbè, anche grammaticalmente proprio. cerco di sviscerare cosa volesse significare, anche se comunque lui è abbastanza ermetico e criptico nei testi. Ermetico, allora, abbiamo apprezzato la sua ermeticità, questo è poco ma sicuro. Il suo ermetismo l'abbiamo apprezzato senza dubbio. Abbiamo visto i testi interessanti. Io sono intimi. più legato al concetto di rima, come hai notato nelle canzoni, Sì, che sì, di sì, solito sì, sì. e alla musicalità, perché le scrivo sulla chitarra. Lui invece le scrive su una linea melodica vocale, quindi è più libero e i suoi versi sono più originali, senza dubbio. Quindi Ovviamente Sono- faccio sono tutto a più- mia insaputa. sono più Sì. slegati. E poi ti dalla mia rileggi, logica, ti rileggi se dopo vogliamo. 10 anni e non ti capisci più e Esatto, quindi devi esatto. rileggerti e reinterpretarti un'altra volta. Sì, È sì. un processo fluido, diciamo, quello di malacustica. Ma quindi natura mutevole, ascoltate. fluida acustica. Fluida acustica. Sì. No, Oh, un'altra cosa, grazie regia. Un'altra cosa che ricorre molto spesso nei vostri pezzi è il tema della malinconia. Sì. La malinconia, perché tocca questa malinconia? Siete innamorati? Ma no, No, io, siete come, innamorati. io come persona sono una persona comunque nostalgica. Caratterialmente ce l'ho come caratteristica. Nostalgia, malinconia, legata un po' al canaglia. tempo, a ricordi, eccetera. Per cui ovviamente questo si riflette in quello che faccio. Ora, per carità, non Sì. per questo magari mi ritengo triste in tutto quello che facciamo. Sì, le speriamo canzoni di no, e quant'altro. speriamo di no. Triste, spada, Però proprio. inevitabilmente viene riflessa nella musica, perché comunque certo. testi, le cose che scrivi, tiri fuori cose che magari a parole per imbarazzo o per altri motivi, verbalmente quantomeno non dici, non ti confidi.
lo fai anche per quel motivo. Cioè, Sì. perlomeno io ho iniziato Ecco, a grazie. scrivere. Il chitarrista può iniziare con un piccolo sottofondo perché adesso il cantante diventa intimo. Parla del Esatto, suo intimo, quindi cambio anche, per favore, anche il vado un chitarrista, po' più no, sullo un piccolo scuro. sottofondo Ecco. romantico. Esatto. Vedi che Stiamo quando di ti applichi comunque la storia di fare anche sottofondi, cose carine. Vedi? No, allora, prego, prego, il cantante stava parlando della sua intimità. Sì, però non è troppo triste, Fede, questo. Vorrei una cosa più di... Ma è anche sognante come cosa, ci starebbe anche bene. lo so, però è troppo. Io voglio una cosa malinconica. Va bene, malinconia. Ok. Allora, chitarrista, per favore, qualcosa di malinconico. Io sceglierei tutti accordi in setti, ma molto blu. Sì, Ah. esatto. Va bene così? Anche un accordo macabro, se ce l'hai. Vabbè, quello ci manca un pochettino. Vedi? Stiamo sprovvisti, ma ci possiamo attrezzare. Ok. Allora, Beh, dicevamo che... sì, quindi, la malinconia. Allora, nostalgia. Canaglia. La canaglia, immaginavo. Si chiama caffettiera, che alcuni amici miei di decimo. Prego. Sì. Non mi ricordo più cosa Si stavo parlava dicendo. del fatto che sei nostalgico, Ah, sei ok, una persona sì, che si esatto. distrugge moltissimo. Esattamente. E dicevo che io perlomeno ho iniziato a scrivere perché oltre a essere nostalgico sono anche una persona abbastanza introversa. Ah, non si direbbe. Per cui sì, no, beh, è un modo come dire, di difendersi, quello di apparire ironici e poi dietro il microfono, simpatici. ovviamente, Esatto, è diverso. Sei un insomma. istrione col cuore di burro. Come? Sei un istrione col cuore di burro. Sì, detto così mi suona male, però sì, cioè, ho capito il concetto. Più margarina magari. Esatto, più vegetale, perché insomma siamo un po' come dire salutisti. Dieta per cui- acustica. Dieta Bello. acustica, Hanno esatto. attivato le tue fantasie sessuali in pratica, i ragazzi del gruppo, vero? Più o meno, anche se in effetti io con i grassi saturi ho un cattivo rapporto. Quindi Sì, forse- siamo passati dallo sbucciare alla margarina, insomma. Guarda, per cui- pensavo stessi per una cosa molto più brutta. anch'io infatti mi sono fermato che si è fermato. Anch'io l'ho Ascolta, pensato. ma io posso inserirci a dichiarazione d'amore. Abbiamo la persona del pubblico. Sì, Vieni esatto. qui, uomo al Ti Ti pubblico. sorprendo Così il dicendoti pubblico siamo partecipa. aperti a tutto. Grande, il pubblico partecipa, prego. Ecco, presentati e definisci il tuo grado di parentela con la band. Allora, ciao, io sono Simone, sono praticamente amico. Alzati un po' il microfono che sente poco. E dicevo, sono Simone, sono un amico della band di Federico e di Massimiliano. Io non lo conosco. Bene, Non l'ho applaudito mai finché A ha me è stato potuto. presentato come una brava persona, mi fido, mi fido. È stato pagato. Vabbè, Esatto. vabbè. Mi hanno detto che è una brava persona, poi... Vabbè, comunque, mi fido. chitarrista, per favore, qualcosa sull'amicizia, qualcosa di allegro. L'amicizia. Come sottofondo musicale. Sì, sì, Se Ah, vuoi ok. faccio Dario Baldambembo, No. amico se No, vuoi. no, Se ti prego. vuoi, no. se vuoi. No, ma che no, qualcosa di Però improvvisato. roba tipo stadio. No, un accordo allegro che dia l'idea dell'amicizia. Ah, ecco, un tema all'amicizia. Sì. Esatto. L'amicizia, Mi viene prego. un po' male fare la ola qua perché insomma. Bellissimo, grazie. Allora, No, dicevo, a parte sì. che vabbè, con Federico già suoniamo in un altro contesto, un'altra band, quindi. in un'altra band. Come si chiama? sì, i Mr. T. Oh, sarete i nostri ospiti fra un po', non preoccupatevi, vi avremo qua ospiti. Prego, Ora, prego. Niente, l'idea era quella di comunque creare un'altra formazione ancora. Perché Addirittura. Federico con i Mr. T, diciamo, suona il basso. Ah. Però apprezzandolo parecchio anche come chitarrista e avendo passato anche altre esperienze musicali con me come chitarrista al fianco, sarebbe Certo. interessante appunto ricreare quella situazione di... Un'atmosfera, oltre che una band. Beh, non ho capito Posso se mi dirla, vuole. mica o- l'allegria. Puoi dire? L'allegria. C'ha l'allegria che hai davvero oggi. Porta un buon umore che travolge tutti quanti. Però non ho Travolge. capito se il cantante c'entra in questo suo progetto o no. Boh, c'entra? Il cantante dipende. La cantante. Dipende- Cioè praticamente mi ha detto gentilmente che mi devo levare. No, no, no. Praticamente. Per me potrebbe essere un'idea. Beh, perché no? Non Potremmo lo prendere vedo l'esame. convinto, mi sento messo da parte. No, e ci mi, vuole rimango tempo. male. mi spiazza il fatto che me l'abbia chiesto, quindi mi fa Ti piacere. ha fatto una proposta ufficiale. Mi ha fatto una davanti a controproposta. testimoni tutti. Io devo dire una cosa, devo dire che questo programma sta diventando tipo Mythic in pratica. Le persone si conoscono, per una volta a differenza di Badu trovano gente vera che si ama e niente, siamo E tutti quindi più Gabriele è contenti. come Eliana Monti Ma praticamente. state bevendo? stai dicendo, quindi. Sembrava Non lo so, più c'è procedo. posta aperta. Eliana Monti, adesso non insultiamo per favore. Io ho ancora la mia dignità professionale di conduttore radiofonico da difendere. Che cacchio. Comunque adesso, prego, vuoi dire qualcosa al cantante Malacusica? Vorrei, insomma, Vorrebbe qualcosa. Vabbè, esatto, così. delle parole delicate.
Delicato. Sì. 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 Io sono aperto. Ecco, sì, musicalmente. Musicalmente. Ok. Anche L'intimità al- delle persone non ci interessa. Di ampie vedute. Sì, alla possibilità di avere una collaborazione anche da parte tua, perché no? Certo. Va bene. Bene. Poi il pubblico si è espresso, ora può tornare a accomodarsi col pubblico. La regia Grazie. torna in regia. Prego regia, torni in regia. I ruoli sono quelli che sono. Esatto. Poi diciamo al ragazzo di lasciare il nome e il cognome qua dietro Naturalmente. al nostro staff E soprattutto il numero di per- telefono. insomma, Naturalmente. per i ricontatti, Certo. quello che tecnicamente si chiama il follow up, cioè Follow verrei up, esattamente. ricontattato. Come parli bene, guarda. Successivo. Ci siamo resi conto che comunque sia l'intimità del sentimento e la malinconia hanno un grande ruolo in questa vostra carriera artistica come Malacustica. Infatti, se posso dire, io credo che la prossima canzone si chiamerà Ciao I Cam, sicuro. Oddio. E invece ti sorprendiamo, Dai. La prossima canzone si intitola? avendo noi organizzato una scaletta, chiedo a Federico se è questa. Più o meno variabile, sì, è Ok. quella lì, sì. Ok, per cui te l'annuncia Federico il titolo del prossimo Il brano. prossimo pezzo si intitola? Vai, Fede. Mosaico. Oh, questo pezzo di cosa parla? Beh, questo è un brano che racconta una storia, una sostanza, insomma, la storia di una vita, anche se tracciare un bilancio avendo anche un'età abbastanza giovane è difficile, però è una persona che si guarda indietro e dice cosa ho fatto in tutta la vita. E che è il cantante perché è nostalgico, quindi sarà stato lui. Sì, esatto. Poi il cantante è Beh, anche più anziano del chitarrista, per sì, cui... sì, che- di qualche anno. mi ricordo- Anche se adesso dovrebbe intervenire la regia dicendo Prego. non ti avrei mai dato gli anni che ancora non mi hai detto Allora, di avere. prima stavo Ecco, dicendo ecco. che secondo me dargli 20 anni era brutto di galera, però riflettendoci bene era una cosa buona. Per cui sì, 20 anni ci possono stare, 25 pure se ci mettiamo d'accordo. 30 anni per un Grazie. ergastolo lo danno. Sì, Quindi- anche perché poi la canzone come l'hanno scritta sembra la biografia di Renzi, perché dice uno che non ha troppi anni, però si guarda indietro, vede la DC, le cose così. Sì, ma senza troppi hashtag rispetto a A Renzi, esatto. Dice acustica, bene, non c'è male. La politica rivista nel senso nostalgico e musicale. Quindi ragazzi, Quasi la Gabber, visto che gli piace giustamente. può darsi anche una gaberata praticamente, gabera acustica. Oh, allora, quindi Mosaico, un pezzo di una persona che è dedicato a una persona che si guardando fa bilanci, parla della sua vita in qualche modo. Quindi qui sono in Non malacustica. so se stai notando nel mentre come viene spostato il capotasto tra una chitarra e l'altra. Devo girarmi e sta meglio storto, tra l'altro, ho scoperto questo. Vabbè, ci sta un anche po' la single coil stortura. della Stratocaster, infatti, se ci avete presente quel pick up obliquo sul Sta punk. meglio storto. Tra l'altro sono cose che si scoprono in diretta. Oltretutto, queste, sta ok. meglio storto, Già, non è bello a anche se non è sentire in registrato si scopre in diretta. diretta. No, ma neanche quello che hai detto prima sulla buccia, comunque. Quindi, Esatto. Tanto la trasmissione sta prendendo questa piega. Quindi Ma no. sì, fate, piegatela quanto volete. Oddio, forse è una cosa sconveniente. Facciamo partire la È canzone, fai meglio. così. Mosaico, malacustica. Ho vissuto fin troppe volte una storia che non era mia, ricalcando le stesse orme già tracciate sulla via ed anche molti errori fatti sempre solo con occhi d'altri hanno reso me l'illuso e loro un po' più scaltri. Mosaico, 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 mosaico. Sono trascorsi tanti giorni, quasi tutti vissuti uguali, rinunciando ai propri sogni per la fine degli ideali. Ogni tessera al suo posto, così i rimpianti cuciti addosso. Quando sarà gioco chiuso vedrò buio in campo rosso.
mosaico, 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 mosaico. Mosaico, 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 mosaico. Bella, bella, mosaico, ma l'acustica. Grazie. Bel pezzo, complimenti. Una vita lunga e ricca di avvenimenti, di aneddoti, riassunto in un pezzo che forse lascia qualcosa in sospeso. Ci hai fatto caso che col riverbero non si capiva una mazza di quello che dicevi? Sì, perché però è una cosa molto celestiale. No, era più, sai, tipo quando vai nei locali, sei in un quadrato, dici, Bri, mi senti, stai prendendo la birra, così con la... La birra. Infatti, esatto, io ero lontano per quello, perché ho la di prossimità, tu mi dici, ok. come, parla più La forte. birra. Esatto. Mosaico, allora, Vai. c'è ancora qualche tessera da aggiungere al mosaico? Beh, considerando che abbiamo 5 anni di attività, neanche 6, c'è ancora molto da scrivere dalla storia di Malacustica. Quindi Questo è poco ma sicuro. Infatti siamo sono ancora convinto. all'inizio e non siamo ancora arrivati alla famosa crisi del 7° anno. Quindi Esatto, esatto. No, lasciate tra perdere. l'altro, quindi, Bravi, un No, applauso per queste cazzate. bravi, bella. grazie. Ma l'acustica, bello, meritano. Grazie, sicuramente. grazie. Potreste Voi- dire cazzate il voi martedì, spalmerete- abbiamo le prove. No, voi Ok. spalmerete la marmellata dell'arte sulla fetta di pane della vita. Bene. Che Che vado starebbe via, bene col burro torno di prima, magari. la margarina. No, quindi niente non è- burro, mi dispiace. ok. Era solo Sembrava marmellata. l'ultimo tango a Parigi. Ma prima avete detto infatti tartartango, come si chiamava? capito? Tarantango. Tartartango però meritava, complimenti. Margarina, tartina, Sì, l'ultimo- tartango. a questo punto c'è Carenza di Biancherienti, ma pare l'ultimo tanga a Parigi. Ok. E facciamo anche questa, abbiamo archiviato questa seconda parte della trasmissione con altri insulti nei confronti del Gabriele, conduttore. le sue Sì? perversioni feticiste, ascolta. Esatto, hai Andiamo. indovinato benissimo, mi conosce troppo bene questo Viva regista. la biancheria Hai intima. visto? Facciamo parlare il cantante che è Sicuramente. Allora, le tue preferenze. Per quanto riguarda invece la dimensione live, immagino che comunque sia voi abbiate una solida esperienza in merito ai live. Avete avuto più che altro il battesimo del fuoco live e continuate a esibirvi live, quindi diciamo così che il discorso di produzione vera e propria ancora è di là da venire. Assolutamente sì. Sì, il live, come ovviamente ogni musicista, è ovviamente la dimensione nella quale ci si rispecchia maggiormente, quello senza dubbio, per cui ogni occasione proposta o comunque cercata da me e Federico per potersi esibire è sempre ben voluta, ben accettata, perché comunque c'è la possibilità sia di proporre ovviamente il nostro repertorio che tutta la musica a cui abbiamo accennato prima riguardo le ispirazioni eccetera, in chiave malacustica appunto da riproporre, perché anche quello è un aspetto, una dimensione che ci piace proporre nei live, quantomeno. Indubbiamente. È una cosa che riguarda il vostro futuro, diciamo così, come organigramma, ecco. Ok. Vi allargherete? Diventerete di più? O avete intenzione di prendere qualche altro musicista? Volete cercare i bambini, non lo so, adottati. Ma una guarda, famiglia allargata. essendo una coppia di fatto, Sì. E se gira quello che Quindi Guarda pensa assume che la stiamo mettendo infatti responsabilità di contro, questo. non ti vuole far se- prendere il chitarrista, è un casino. e se gira avrebbe buona e siete anche una coppia no, di ma fatti. infatti io sono già contro quel ragazzo che prima si è proposto per inserirsi nel gruppo, Lo perché volete comunque silurare, andrebbe a rompere un equilibrio che Insomma, si è rompere le creato. palle, comunque, vabbè. Bene. Scusate, è la mia. Io pensavo che oltre se gira avrebbe buona diventate Cioè, anche non diventeremo una tresca praticamente. No, Siamo no, per due, carità, un quindi triangolo, buona il triangolo sostanza. no. il Ma punto al di là medio. delle battute, insomma, credo che sin quando non ne sentiremo la necessità, sin quando il nostro equilibrio sarà
tale da sentire di dover restare un duo, perché questa è la dimensione che riteniamo essere quella più adatta per noi oggi, non cambieremo. Credo di non sbagliare a dire questo, poi non so se Federico mi smerda adesso e dirà qualche altra cosa. Potreste, prego Ma Federico. l'acustica stanno benissimo in due con questo assetto qui, quindi perché cambiare? Quindi Io non pensavo vedo una perché. cosa, nel caso doveste allargare la formazione e prendere quella quantità esigua di quei 7-8 musicisti, no? Pensavo Sì, che si potesse giusto. chiamare Malorchestra. È un numero esiguo 7-8, quindi 10 va, sì. facciamoci il Vuoi fratto. fare 10? Sì, sì. Avremo problemi logistici allora con 10 elementi. Sì, vabbè, è come gli Osiride che avevamo qua qualche mese fa, che sono tipo una decina di persone, 8, quanti sono 8 musicisti? Però 8 sono musicisti. venuti in tre, hanno fatto in pratica gli Osiridine. Osiride, esatto. Ah, Oppure ok, gli sì. Osir, senza idea. Hanno fatto la conta perché doveva venire col... Sì, una cosa, ok. ha beccato una L'ha pagliuzza già corta, dato. infatti. Comunque, bellissimo, simpaticissima ragazzi, per carità. Ora, entriamo un'altra volta in pausa, questa è la seconda pausa musicale con le nostre selezioni, poi torniamo a parlare con i Malacustica, ascoltiamo tra musica e parliamo con loro della situazione musicale in Sardegna e quindi locale, e ce ne sarà da dire, e come se ce ne sarà da dire. Non la fai la pubblicità? Non faccio pubblicità, questa è una radio non commerciale, non la taglio. Ma dai, questa verrà Non tagliata. tagliarla, sì. Senza pietà, senza Scrivi, pietà. dico basta. pasta barella e fai finta di niente. Comunque, vabbè, musica di Radio Ascolto Live, poi torniamo con i Malacustica. Gianni, tu scesi che in mollere mi hanno fatto storro su un cucinoro. Ehi Mario, non mi pensa, stai incazzai cucino mio, tu scesi, questa cosa non da fare. A me voletto mi dannau, e su cazzara non ti narrà. Voletto si imbriagoni, ehi è proprio isso, ma sei scempio. E voi da scempio, voi da cos'è stontonau, o sciollo cau. Ehi Gianni, ascolta me, a poca sau Paoletta, siamo leri di lui. Oh Mario, da casciu c'hai dotti, a questo cifro volancio, poi tu pica e tu croc. E accabate a barrosai, che noi Paoletta ora capotterà. La chi te lo scoppia, tu i buru, ehi e tu i propanci, e la sapete. Ehi, zambi va su, non la barrosa e stai con me, oh scimplice. Ehi Gianni, amico mio, c'è una cosa che ha pupato onde ci sta lui. Ehi Mario, ma lo sai che c'è una cosa che ha pupato che questiona di te. Mi sto contando l'eriru, ai pari con paletta e cucino ru. Sono fai ma frigarita, si controlla riso, stampo adesso poi tari, se ne non ti mi disi andau e non da limpiau.
se un giorno come sempre oppure no, i palazzi in moto, cambiava le stelle, strisce, l'11 settembre, tu non lo diresti proprio mai, soli mai. Guai in volo metà California, americano 2:30 il poso giù di lì, ignari l'equipaggio e i passeggeri scrivono la storia ma non la leggo più, no, non la leggo più. Con il dottore e con l'assistente, per 4 soldi da dipendente, il ragioniere e poi l'operaio, l'elettricista, il barista e il notaio, la parrucchiera assieme al dentista, un fattorino poi l'oculista, ma il grande capo no, il grande capo no. Da una poltrona accomodato il presidente, il mattone degli orrori in giacca blu, e in mezzo al cielo gran virata, cambio rotta, due mostri in volo puntano ora al VTC, sì, l'obiettivo è lì.
Io in pratica sto abbassando tutto il volume iniziale, ovviamente stanno sistemando lì. Non so, guarda come stanno sistemando. Cioè abbiamo una persona del pubblico che tra un po' facciamo presentare con calma se stesso. Anzi, Massi, di la verità, Allora. di praticamente che è successo adesso. L'hai capito cosa è successo in verità? No. Va benissimo, In verità no. ascoltami. Devi Ok. fammi un piacere, vai da 5 secondi da... Che cazzo stanno facendo? Vai, ascolta, a picchiare Fede e parlare con Tore. Va bene, Che è una regia, allora, riprendiamo le redini del discorso. Dunque, abbassiamo la musica intanto, torniamo al nostro silenzio meditativo legato alla musica dal vivo dei Malacustica che tornano con noi in versione allargata, perché c'è un membro del pubblico, uno spettatore che ha fatto il salto ed è andato dalla parte dei musicisti. Si presenta anche il musicista, adesso il nostro ospite che è? Però avvicinati il microfono, Massi, pensaci tu che sei il bravo. microfono, prego. Sì. Sì. No, dagli il microfono da voce. Abbiamo il piacere di avere sul palco. Vai. Parla, scusatemi, stiamo incasinando con l'ospite. Che poi Sì. prima, peraltro, se posso dire l'aneddoto figo, ne stiamo parlando prima, per accendere una sigaretta ci sono serviti 3 accendini. Immaginatevi per cambiare una lampadina, quante persone ci servono, almeno 27. Prego, abbiamo il piacere vai. di avere con noi. Tranquillo, Io mi chiamo Tore. come me. Bene, va abbiamo bene. due Come tori, te, un tori recinto, di due tori. razza, Esatto. due tori di razza. No, io suono la chitarra da un bel po' di tempo, però non lo so, Sei scazzato. Il microfono No. è alto. No, è che non sono abituato a parlare, non sono un frontman, capito? Che Vabbè, Il tu fronte ascolta, ce di l'abbiamo quello qua, che ti fa pare. su bella figura. Tanto adesso, cioè in pratica devi far finta che adesso sei entrato. Abbiamo praticamente, ragazzi, un trio. non faccio altri finta, adattato. sono entrato da Sì, poco. sì. insomma, Dici, hai bevuto? Bene. Qualcosa? un po'. Poco, Vabbè, tu li devi rifare, ho capito. Aiuta, non c'è problema. Comunque adesso Dai, dopo intanto voi continuate a bere che vi fa bene. introduciamo il pezzo Ottimo. in cui c'è anche Tore alla chitarra. Il pezzo qual è? Abbiamo bisogno del microfono, Lo sì. facciamo dire a Fede? Il brano si intitola Cause occidentali. Oh, allora, il titolo di questo pezzo è un gioco di parole da un certo Sì, punto di vista. tanto hai già capito che ne faccio in continuazione, quindi questo qua, è il primo sì. brano dal testo politico del gruppo, quindi Impegnati, Beh, quindi. sì, questo è Politica il primo. acustica, dunque. Esatto. Allora, perché impegnato? Raccontaci un pochino la Impegnato genesi di questo pezzo. perché diciamo che è un po' il malcontento per quanto riguarda la situazione politica nazionale. Ho E quindi capito. ho scritto questo brano dopo che ci Posso? fu una Guarda manifestazione. il testo. Devo chiedere al testo. Ora, col permesso del cantante, devo chiedere al testo perché voglio anche farmi un'idea. Allora, dunque. Ci fu una manifestazione e io dopo quella Sì. manifestazione scrissi questo testo. Sì, Qual era? Manifestazione a Cagli, neanche ricordo quale, una delle tante Grazie. che ci fu. Ho letto il testo, l'ho approvato, quindi non subirà censura. Va non bene, un bel preoccupatevi. E Allora, cedo la parola al cantante. sì, il cantante canterà, il chitarrista chitarrerà e l'altro chitarrista chitarrerà uguale. Notate che la chitarra classica, quindi fa un po' flamenco, Sì, sai, sì, quell'etno vero, rock vero, alla vero, Tazzenda vero, anche. vero. Quindi cause occidentali, i Malacustica in versione politica acustica, qua con noi a Rock speciale, live al cinghiale. Ragazzi, tutto vostro. Sentiamo questa classica, vai.
Poi già strillate giù, se c'è qualche rione lassù, ma mai potranno far di più. Gli dei della gioventù, re del territorio, non ti sei radicato e neanche ottenuto il consenso. Forse hai poco ben spiegato che la tua è lotta di censo per cause occidentali, per cause occidentali, per cause occidentali. Ma resterà sempre così, 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 resterà così, resterà così, sempre così, sempre così, così, sempre così, resterà sempre così. Resterà così, sempre così, resterà così, sempre così, resterà così, per cause occidentali, per cause occidentali, resterà così, 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 per cause occidentali. Cause occidentali. Vabbè, Ma la ma vi acustica- siete gelati? Ma quanto era figa? Complimenti, bel pezzo trascinante. Vorrei far coinvolgente. notare che tu la stavi per interrompere, tipo durante la solo, io ti ho detto, ma che cosa stai facendo? E ho No, fatto niente, bene. volevo semplicemente dare un commento, dire che è un bellissimo pezzo, quindi non volevo Grazie. interrompere nessuno. Ma no, sì, aspetta, prego. Aspetta, regia 2. La facciamo fare un'improvvisazione dopo? Perché mi sono piaciuti. Per me non c'è problema. Allora, sai. facciamo- Noi facciamo siamo ben provare. disposti nei confronti delle improvvisazioni, ci mancherebbe le altro. cose, io abbasso un pochino il 2 così. Sì. Sistema. Vado a fare il microfonista. Va a fare il microfonista. Nel frattempo io introduco l'argomento di questa terza e ultima parte della nostra chiacchierata e si parla di situazioni musicali in Sardegna. Voi ragazzi di Malacustica avete girato parecchio, avete suonato parecchio, avete visto, vissuto, conosciuto, confrontato, interpretato, ricordato, dimenticato, suonato, riprovato. Cosa avete conquistato? Il bilancio l'avete fatto? Era giusto per fare concludere. Bilancio artistico, E anche umano, se volete. anche umano. Umano, la dimostrazione del bilancio umano acquisito è quella anche che c'è stata stasera, no? Quella di avere degli incontri non programmati ma improvvisati e poi alla fine ti diverti come un bambino in una maniera bellissima, insomma, facendo tutti gli errori che si fanno, ma è la cosa più bella che
insomma, posso aver fatto negli ultimi 2 giorni. Addirittura. Tu mi stavi dicendo prima fuori onda che fai un lavoro complicato, fai un lavoro un po' complicato. Un lavoro complicato dal punto di vista non tanto del tipo di mestiere, ma quanto della situazione lavorativa che si vive oggi in Italia e in Sardegna nella fattispecie, insomma, ovviamente. Beh, certo. Quella che è definita crisi. Sì. E quindi tu vivi una situazione, diciamo così, professionalmente stressante? Assolutamente sì. Perfetto, quindi la musica per te è un modo per uscire da questa situazione. Come no? Valerti un pochettino. Un'ottima valvola di sfogo, quella che ti evita di andare in giro a spaccare vetrine, insomma. Ecco, questo sì, in Esatto. effetti. Potresti anche spaccarla con la chitarra, Bam, poi la chitarra te le spacchi, oppure Esatto. Torniamo alle manifestazioni di prima, tanto sulla Esatto, canzone. sì, infatti, Sì. quindi, protesta acustica. Ora, Ecco. torniamo a noi. Allora, si parlava, oltre di questo, anche della situazione musicale locale, un po' di cosa ne pensate del territorio, della gestione di certi spazi per suonare. Ecco, ragazzi, vorrei che la vostra opinione venisse data ai microfoni di Radio Ascolto Live una volta ancora. Di cosa ne pensate? Eravate parecchio incisivi prima, vorrei che lo foste anche adesso. Ok, Fede? Sul fatto dei locali, comunque a Cagliari c'è una situazione un po' particolare. Se un gruppo o una serie di artisti, nel nostro caso un duo, dovesse proporre delle cover, diciamo ci sono più possibilità. Questo l'abbiamo riscontrato contattando gestori di locali e di pub. Mentre se ti proponi come gruppo che esegue brani inediti, scritti poi in italiano, che obiettivamente non conosce nessuno, abbiamo un po' più di difficoltà. Quello è verissimo, abbiamo riscontrato proprio questa problematica. E questa difficoltà secondo voi è una costante o ci sono delle illustri eccezioni? Ci sono alcuni locali che magari non tantissimi, che come questo, che comunque dà possibilità a un gruppo che non conoscono in tanti di proporre brani inediti che comunque la gente magari ha curiosità di sentire, piuttosto che sentire sempre più o meno le solite canzoni. Quindi. Beh sì, se consideri che un pochettino è la politica delle cover quella che anima le serate di molti locali a Cagliari, il quadro è presto fatto. Insomma, posso dire una cosa? Prego. Ma gli fai fare l'applauso almeno al locale che vi stanno dicendo che sono bravi? Ci mancherebbe altro. Fate un bel applauso Un applauso locale, anche se ringraziate Cinghiale. Alberto e Simona che vi ospitano, vi fanno anche bere, vi fanno mangiare, insomma, fanno fare un po' di cose. Ci Potete anche mancherebbe andare al altro. Lo bagno, spazio vai. artistico del Cinghiale ci ha permesso di far sentire molte band che fanno pezzi loro, comunque band dipendenti che promuovono il discorso della musica d'autore, quindi va benissimo così. Ma infatti un bel grazie, direi che è il minimo per la concessione dello spazio e appunto la possibilità di alla fine dare a duo acustici, comunque sia a gruppi, proporre anche se in chiave acustica brani inediti come stiamo facendo noi stasera. Sì, infatti è un equivoco che vorrei subito chiarire. Qui non si fa pubblicità, qui si ringrazia per lo spazio che promuove la musica locale, che è una cosa molto diversa. Per evitare che si caschi nell'equivoco che qua si cerchi di fare promozione. No, si fa promozione ma della musica grazie a spazi e all'intelligenza dei gestori di determinati spazi. Quindi questo è un omaggio all'intelligenza e alla lungimiranza di queste persone. Sì, esatto, anche a dimostrare che alla fine non soltanto la cover funziona, ma si può passare una piacevole serata anche ad ascoltare un duo acustico, certamente. propone brani suoi. Certamente. Ragazzi, che dire, io prendo atto della vostra opinione e la condivido perché comunque sia noi qua siamo per la musica locale a tutto e in tutto e per tutto. Si spera di poter avere un giorno qualche iniziativa educativa nei confronti di certe persone che vengono persuase a utilizzare il loro spazio per dare più spazio appunto alla musica d'autore locale. Speriamo. E si educhi anche un pochettino l'uditorio, perché comunque sia che l'uditorio per certi versi è molto atrofico, purtroppo devo rilevare questo ed è una cosa molto spiacevole. Assolutamente Ma d'accordo. facciamo udire qualcos'altro, non lo so, perché in effetti ne stiamo parlando prima e ci siamo detti facciamo pause di mezz'ora, la gente alla fine si scogliona in pratica a sentirci. Sì. Vi facciano suonare qualcos'altro? Certo. Cosa ci volete proporre? Tanto la scaletta non ce l'avete, potete suonare quello che vi pare in pratica. Allora, io farei una cosa. Va bene così, io farei una cosa. Io vorrei prima di tutto darvi la possibilità di fare una piccola improvvisazione con diciamo, accordi vostri così. La falsariga di Case Occidentali che era molto bella, quindi una cosa del genere. E poi chiudiamo con un altro pezzo del vostro repertorio. Cosa ne pensate? Sì, che grazie perché insomma prego, vedo che ci stai agevolando. prego. Bellissimo come introduzione. Esatto. E prego. Esatto. È un piacere. Sì, Fede suona e poi ma introduciamo poi direttamente il brano di chiusura?
senza avvisarvi? Perché dobbiamo fare un brano di chiusura e non ne fate due invece? Io non ho problemi. Io infatti Perché non penso- c'ho i testi? Vabbè, allora facciamo una Devi cosa. scaricare da, sai, tipo trovatesti.it, questi lo così. Allora io rinnovo Trova la- testi malacustica.it. Esatto, si perché chiama. siamo molto Con famosi. la precisione. Un giorno lo faremo. Radio Ecco, Ascolto ecco. Live si fa portatrice di questa iniziativa. Come trovare i Faremo brani nascosti. l'archivio dei Esatto. testi delle band locali. Però vedi, Suona che mi queste cose le scarico devi Shazam. cancellare, perché se ci pensi è come dire Mick Jagger che non conosce Angie, cioè io mi preoccupo, la verità. Boh, Lo può so darsi, perché non so, allora mi ricollego al discorso dei miei problemi nel non capire le cose che Quindi scrivo. neppure te li ricordi giustamente. Esatto, neppure me li Cioè, che ricordo. ci sei. Sì, Allora, io direi che possiamo lasciarci andare una piccola improvvisazione e poi introduciamo il pezzo finale della nostra chiacchierata. Ma chiamiamo un altro chitarrista? No? Se vuol venire. Avvicinare. Il nostro chitarrista. Riattiviamo Tore. Tore numero 2. Tore dalla regia. Ti cerca, non sei tipo Tweak Market. Puoi suonare qualcos'altro? No, ci fa cenno di no, ci sta dicendo no, guarda, io sono seduto, non rompere. Mi sembrava un cenno abbastanza chiaro. È stato esplicito. Inequivocabile. Diciamo che Per vuole, piacere, ritornate. vuole godere da spettatore. Vediamola così. Va bene. Ragazzi, a voi. Grazie. Fateci magari sapere quando sta entrando il pezzo vero e proprio. Lo facciamo all'improvviso, senza dirvi Ah, nulla. ok. Beh, presenta anche il brano che hai scritto tu, sì, tra l'altro. appunto, quindi, presenta il brano. Quindi presenta nel il mentre io brano. presenterei. No, dici una cosa invece, nel mentre che tu presenti, parlaci, dici Fede con un aggettivo e perché. Nel mentre. Tanto lui sta suonando, non può rispondere. Ecco, prende la sprovvista. Sa di cloroformio. Fede con un aggettivo. Per il plastico. Un Lo aggettivo metti in crisi su queste per descrivere cose, guarda. Federico. No, perché nel fuori onda prima non gli ho dato proprio un aggettivo. Gli ho Ah, detto. sì, era, Oddio, cosa era- gli hai detto? era un epiteto, non era È un un aggettivo. epiteto, quello non è un sì, aggettivo. Ai, 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 epiteto. ai. Non Devo dire. usare, sono costretto a usare un aggettivo? Sì. Anche un epiteto, basta che non sia troppo volgare, ci sono già io per quello. No. Nel senso buono del termine, Federico è fuori come un balcone. Grazie. E pagherà la tassa relativa. Lo spiego. di conseguenza. Nel senso che io lo stimo come persona, come musicista in una maniera pazzesca perché riesce, nonostante tutto ciò che lo circonda, a restare se stesso, ad avere la sua personalità, ad avere il suo mondo musicale e ad avermi coinvolto in questo. Insomma, non lo è ammiro poco, e stimo tantissimo come Ma tu musicista. credo che mentre parli infatti di queste cose lui si mette a fare i giochini di quarta, di quinta, giusto per sentirsi più togo. Sì. Visto che tu mi stai valorizzando, adesso però devo Valorizza dire lui con un aggettivo, vai. cosa penso di lui. C'è un corteggiamento a vicenda. Sì, Quello che c'è stato già prima. Sì, sai la storia buccia, adesso è sbuccia proprio. Esatto. Vai. Ok. Allora, Massimiliano era una persona umile all'ennesima potenza, perché nonostante abbia comunque si sia fatto trascinare di nuovo da me qualche anno fa nel percorso musicale, perché lui Superino aveva di nuovo. momentaneamente abbandonato la musica, l'ho chiamato io e l'ho ricoinvolto in questi progetti, prima Xinergia e poi Malacustica. Lui si è rimesso di buzzo buono a studiare, e quindi lo considero una persona molto umile da quel punto di vista, e poi umanamente ci troviamo benissimo. Non vedo perché non continuare poi in due. vabbè, è un sodalizio. Umilmente fuori come un balcone, va è benissimo. un sodalizio solido e appassionante. È una bella coppietta. Sì. Io direi che quella canzone mi sta piacendo. Tu adesso, cioè noi stiamo zitti, facciamo prima, ok? Sono le corde della chitarra che mi puntano. Sì, Prima, lo prima faccio di apposta per iniziare, pungolarti. ragazzi, volete introdurre l'ultimo pezzo? Quindi? L'ultimo pezzo Ok, pezzo che introduciamo si intitola Sì. La preghiera che ho dimenticato. Ok. Dopo la terza domanda, la terza preghiera hai dimenticato, ti sei perso praticamente. Esatto. Come mai questo pezzo, diciamo così, con un titolo mistico? Titolo mistico perché è stato ispirato da un tema che coinvolge un po' tutti in maniera più o meno importante, perché racconta della depressione, ma depressione intesa anche come quelle piccole frustrazioni quotidiane alle quali ognuno di noi è subito. Viene coinvolto dal lavoro a situazioni magari un po' più gravi, un po' più importanti. E il primo verso di questa canzone è Senza su misura, che proprio identifica questa condizione come un vestito che vai a calzare addosso e che vivi
ogni giorno. Quindi la preghiera che ho dimenticato è un pezzo malinconico, tanto per cambiare, no? Sì, sì, siccome siamo monotematici e si dice che i migliori scrittori parlano sempre dello stesso argomento, per cui Vabbè. Questa fu una delle prime, tra l'altro, scritte di Malacustica. tutte Esatto. insieme. Era una bella giornata. Ah, che bella giornata, come sono triste. Che- sì, l'approccio è un po' quello, dai. Sì, ecco, sta, dai, ci usciamo, che divertimento. Cos'è? Questa è una buttata Sì, sfinale. esatto, lascia. Ma sì, dai, Basta. perché umorismo e libertà, dai. Ok ragazzi, quindi questa è la preghiera che ho dimenticato, questo è il vostro ultimo Tranquilli, pezzo per continua stasera. pure. Malacustica, a voi. Grazie. E senza su misura, e senza su misura, sei la mia mortalità. Preservare ogni istante, conservare gli sbagli. Preservare ogni istante, conservare gli sbagli. Dimentico il mio nome, dimentico il mio nome, la mia età. Lo sguardo non dà più spazio al pensiero. Lo sguardo non dà più spazio al pensiero. Continua a portare in me, continua a portare in me la mia solitudine, la mia natura m'ha tradito ormai. Le frasi mai pronunciate sono quelle che più ho sentito. Le frasi mai pronunciate sono quelle che più ho sentito. Stammi vicino, prega con me, tra le mani sole resta il fango del vivere d'età. La timidezza chiusa nella pancia è l'unico motivo di salvezza. E senza su misura, e senza su misura, sei la mia mortalità. Un altro giorno, un altro tradimento. Un altro giorno, un altro tradimento. Grazie. La preghiera che ho dimenticato. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa nostra bella chiacchierata, di questa puntata che ci ha visto coinvolti in uno dei nostri esperimenti live registrati. Comunque siete stati gentilissimi a accettare l'invito.
Vi Grazie a voi. ringraziamo. E che dire, avremo presto un demo, un EP di Malacustica? Da Speriamo, ascoltare? speriamo, ci stiamo lavorando, per cui non ufficializziamo nessuna data perché non vorremmo confusione in creare fans, confusione, giustamente. esatto. Sempre per la famosa cortina fumogena di prima, Sì. quindi dobbiamo sempre scompaginare. Infatti c'è un tutto. pezzo che si chiama Cortina Fumogena nel vostro repertorio. Perché No, però non escludo che Però- lo stia vedi, nominando vedi. perché magari ce l'ha in lavorazione. sì, è probabile, magari Esatto. c'è lì questa idea Cortina Fumogena, così, pezzo, papum, così. Federico senza freni, patapum, esattamente. Perché no? Esatto. Perché no? Che dire, vi sentite di ringraziare qualcuno, di salutare qualcuno in particolare? Ringraziamo ovviamente il pub che ci sta ospitando stasera per averci dato anche questo spazio. Ringraziamo voi, Radio Ascolto Live. Mi stavo facendo web L'importante è live. la dislessia, vai tranquillo. Sì, Ok. Poi devo trovare un acronimo per cercare di farlo capire a tutti quanti, sa tipo RAL, una cosa Infatti del il RAL genere. però lo sai cos'è? Sa troppo di sindacato. Può darsi, sì, infatti. In Prima effetti. che... Come si fa? Dovrei fare rascolto, radioascolto. No, ascolta, Ra- che sembra Sì, raschietto. infatti, cazzo. infatti. Insomma, ci riusciremo. Radio RAL, una cosa del genere, Comunque, un giorno ci riusciremo. non Ci state preoccupate. lavorando, Sì, insomma. infatti. Anche Oppure voi ci Radio state AL. lavorando. Magari, ecco, voi fate tipo un testo di una canzone, ci date un nome stupido, figo, non lo so, tipo con e giustotonia, insomma, inventi parole a caso e noi lo mettiamo. Ok. Però deve essere bellino. D'accordo, avrei fatto. Fede, Sì. lasciagli il numero. Sì. Così. Sì, infatti, dagli un numero. Sarà Con i numeri oggi, complicatissimo. sempre più mythic. Dagli un Vai. numero. Ancora Ti c'è assicuro che non lo ricorderà nessuno, sarà complicatissimo. Veramente, dagli un titolo, un'immagine, così, giusto per dire. Un ricordo. Tu conosci i giochi di parole che faccio, quindi ti sto avvisando. Esatto, quindi, non la Esatto, non ci sarà la parola buccia in mezzo. No, però. No, assolutamente niente, no. no, niente buccia. Oggi abbiamo fatto... Niente buccia, niente burro. vai Esatto, tranquillo. niente alimentari. Siamo alla facciamo frutta niente. Vabbè. Questo è il battuto, scusate, il battuto alla fine ci stava benissimo. Comunque, Malacustica, grazie infinite di essere stati qua. Grazie a voi. Grazie a voi. Io ringrazio Tore, il regista con la voce adesso che sta partecipando attivamente, Non giustamente. ringrazi gli ospiti di special guest. Un attimo, il special scherzo. guest che dagli è il impegnato tempo, a parlare, insomma. lo ringraziamo anche se non è attento, non sta ascoltando, comunque non importa, lo ringraziamo lo stesso. Sì, vabbè, lo ringraziamo. Grazie Tore, Guarda, grazie Guarda, mille. Tore. Sta Grazie. dicendo, "Tore, Regina, ciao, mica ha fatto ciao, guarda che sono qui in cassa, vai. Bellissimo. Sì, Sì, ormai esatto. hai bevuto, fai bene, grande Tore, io ti voglio bene. Più di Gabri sicuramente. Grazie per certi mille, casi. per carità, stima, per carità, non voglio mancare di rispetto assolutamente. Grazie al pubblico che sto qua questa sera. Grazie, Simone. Simone, E grazie- infatti, cosa... Simone, perché Sì, ha che è il ragazzo che è partecipato. venuto prima, giusto che ci ha corteggiati. esatto. Ha fatto bene e Ok. questo darà luogo a un altro sodalizio artistico, senza dubbio. Che dire, ringrazio la direzione del Cinghiale per aver concesso questo spazio artisticamente interessante e importante e nel salutare tutti quanti ricordo l'indirizzo della radio che è sempre http://radioascoltolive.intervista.org. Seguiteci e se volete contribuire a rendere Radio Ascolto Live un posto migliore andate sulla pagina sostenere Radio Ascolto Live, fate una piccola donazione volontaria se volete su con PayPal. Dai, cancellatelo, che questa qui siamo la parte davvero delle onlus. Esattamente. Lasciate stare, è la, davvero. è la parte, diciamo così, è il conflitto di interessi. Ciao a Conflitto di tutti, interessi. grazie pubblico, ciao che sei arrivato, buona così. Buonasera. Grazie a tutti, grazie a Malacustica, questa era Rocca speciale live al Cinghiale. Buonanotte a tutti quanti, alla prossima. Fai. Bomba, anche gli applausi.